A Porto Empedocle ha applicato la Tarsu anziché la nuova Tares. Nessun aumento. Le interviste alla sindaco Calogero Firetto e poi a Nello Amel del centro servizi al cittadino. Dario Piparo. Prima di argomentare e scendere nel particolare, è bene partire da un dato. Ad Agrigento, per un'utenza domestica da 100 metri quadri con 5 componenti, verrà pagata un'imposta pari a 505 euro. L'imposta si chiama Tares. A Porto Empedocle, con i medesimi connotati, il prezzo sarà di 292,20 euro. Quindi la tasca dell'agrigentino con 5 componenti in una casa da 100 metri quadri pagherà 213 euro in più rispetto all'empedoclino a pari condizioni. A cosa lo si deve? Il comune di Porto Empedocle ha deciso di mantenere la vecchia Tarsu, decidendo di non applicare la nuova Tares, che si limiterà a un'aggiunta di 30 centesimi per metro quadro da destinare allo Stato, oltre alla percentuale per la provincia. Il tutto confermando un intervento finanziario globale da 1 milione di euro, con la differenza della forza relativa alla delibera di Firetto, equivalente a notevole scarico dei tributi dei suoi concittadini. Il contraccolpo però sarà rappresentato per forza di cose dalla capacità di intervento comunale. Meno entrate al comune equivale a meno spese del comune, ma di certo la cosa non dovrebbe lasciare malcontenti tra gli abitanti di Porto Empedocle, con un omaggio natalizio che giunge in anticipo. Noi ci siamo intestati in questi 7 anni e mezzo un'azione rigorosa di controllo dei conti, di efficientamento dell'ordinaria amministrazione. Non abbiamo fatto ricorso a terzi per quanto riguardava per esempio piccole manutenzioni, siamo stati molto attenti alla spesa e oggi siamo nelle condizioni di poter sostenere questo ulteriore costo a carico del Comune che sospende quello che è un costo che dovrebbe gravare ai cittadini e lo carica alle casse comunali. Questo significherà continuare a fare sacrifici a partire, per dirla così, metterla così a basso livello, dal Natale Empedoclino. Noi non avremmo soldi per fare luminarie, cose di questo tipo, anche lì comprimeremo perché riteniamo che il momento difficile che si stia vivendo ci imponga di andare incontro al cittadino, in questo senso non sovraccaricarlo con un carico tributario che oramai sta diventando insopportabile. Sulla Tares è intervenuto anche l'ex consigliere comunale Nello Amel in relazione alla situazione agrigentina. Ascoltiamo. La nuova tariffazione della Tares è un delitto nei confronti della utenza agrigentina. Perché? Perché sostanzialmente ci sono delle ipocrisie all'interno del nuovo regolamento per cui si parla, alcune agevolazioni vengono subordinate per esempio alle disponibilità finanziarie del Comune ed è stato di fatto realizzato un aumento almeno del 25% di quella che era la tariffa della spazzatura del 2012. Non c'è stata alcuna attenzione rispetto al peso gravissimo che questo tipo di contribuzione ha nei confronti delle fasce più deboli e anche le agevolazioni che in qualche modo sono state ripetute rispetto al regolamento del 2012 sicuramente non potranno essere attuate per buona parte perché mancano le disponibilità finanziarie da parte del Comune. Quindi quello che si prospetta per la Tares è un'ulteriore mazzata nei confronti dei cittadini. Era un dovere dell'amministrazione tentare di reperire la copertura statale in altri modi? Sicuramente, perché qua la dobbiamo finire con questa storia che i comuni non hanno soldi. Non si può caricare tutto sui cittadini, e cioè non si può neanche caricare tutto indiscriminatamente per i cittadini. Oggi noi ci troviamo con pensionati che hanno 450 euro di pensione sociale al mese e pagano bollette di 500 euro, di 600 euro. È un modo assolutamente errato di affrontare i problemi dei più deboli e dei più fragili. Il Comune è una comunità che dovrebbe rappresentare tutta la popolazione e guardare con maggiore attenzione verso la popolazione più debole. Questo non viene assolutamente fatto.